Terzigno, limoni mutanti, colpa di un parassita. Dice, a Milano infettano le persone, gli arti, le protuberanze, come il limone del video. Dice, ma non si può dire. Chi lo dice è minacciato di morte, isolato, boicottato, insultato, ammazzato. Sacra infezione de Questura di Milano, ufficio pensione generale. Via fate per i fratelli, bruti liberati, malanno d'Italia, Italia. Le case dei camorristi, dice, quelli veri, sono i palazzi istituzionali. Dice, le più importanti si trovano a Milano. Dice, ancora non lo sanno, Italia. Gli analisti, dice, tranquilli, diranno ciò che fa comodo ai signori intrallazzisti, studiosi, esperti, made in Italy, studiosi, esperti, made in Italy. E la parassita dei limoni è quello, e la parassita degli umani, e adesso partono, è uguale, e adesso partono con il solito Berlusconi, sempre solito, e sempre solo, con la solita Berlusconi. Ma, e allora, dice, e allora, signori commentatori, niente, il limone fa effetto. Dice, ma il limone potrebbe anche essere un pomodoro dato in pasto all'umano? No, dice, e vabbè, buona contaminazione a tutti. Eh sì, se la cosa non è una di massa, non esiste. E allora dice, e allora c'era uno che diceva, non generalizziamo, non diciamo che i giudici sono tutti disgraziati. E allora non generalizziamo, facciamo nomi e cognomi dei magistrati che producono agrumi mutanti, li danno in pasto alle persone e... umani mutanti, oltre che in mutande, adesso gli italiani sono mutanti. E Napolitano fa la conferenza sulla famiglia, però per Giovanardi il problema principale è il figlio in provetta. Però, poi dice visualizza tutti i commenti, visualizziamo, vediamo cosa c'è. Digli, ma che sta a dire? Dice, e l'acaro grilla Beppe, contro l'acaro del limone di Terzigno, invidia, gelosia, crisi, il comune pagherà l'affitto a 20.000 famiglie in difficoltà. Ecco, l'acaro Moratti Letizia ruba a me, con il ricamato si compra i voti. Però, sì, questi sì che sono investimenti, zitto. L'acaro Moratti Letizia, quando si mette al volante della volante Baggio Cartoturno, altro che investimenti, altro che Schumacher. No, dice, la volante la guida il Marangoni, e prima ancora Indolfi e Scarpis, Lafayette, il Brigante, ci sono sempre. Il commissariato porta Genova a me. Ma l'acaro Giuliano Trone è tutelato, e l'acaro di Angelis Giuliano, anche lui, ma sei ignoto. E l'acaro Cecilia Vassaina, l'acaro Tragni Laura, l'acaro Lucia Elena Formica, l'acaro Capo Tarantola, l'acaro Ferdinando Vitiello, l'acaro Livia Pomodoro, l'acaro Portinello coi coglioni, l'acaro Ruscio Silvio Biascio, l'acaro Studio Rezzani SRL, eccetera, eccetera. Comunque dice l'acaro De Pasquale, sì, di nome fa Fabio. Comunque l'acaro De Pasquale Fabio è tutelato, sì, come la Gandus, come il Mesiano, ecco, tutti tutelati. Dice, si può tranquillamente riprodurre e impollinare i limoni. Domanda, ma la tutela all'acaro De Pasquale costa? Quanto? Chi paga? Il limone? I limonati? A
tosta si spremono. Io dice parlo di premi, di acari eccetera, e l'acaro sotto chi? L'acaro sotto, da un'altra parte? Il vomitoso, un vomitoso vomitevole insomma, sì, vabbè, uno o 100 è lo stesso, parla a nome d'Italia il vomitoso vomitevole. Dicevo, io parlo di premier, di acari eccetera, e l'acaro vomitoso vomitevole. Me spam! E adesso dice vado a canticchiare una musichetta di merda, ma c'è provolo, Dedè, e che sta di? Come mostro dei mostri Dedè è troppo piccola e come terrorista Titano troppo grande, e comunque Dedè la voce la tiene, cazzo se la tiene, vabbè, altro che provole, vabbè, si medesima. Il nobilacaro, dice, lo aveva detto, rischio avvelenamento acquedotti. Dice, lei indovina tutte, ma come fa? Profezie, altro che zio Orwell, ad forza, le fanno loro stessi, sanno già cosa fare. E poi indovinano, dice 1 su 1 miliardo o più, ed è piuttosto comune, parlando di acari, parlando di limoni accarati, polpati, tentacolati, ecco, dice 1 su 1 miliardo o più, ed è piuttosto comune. Ecco, dice, adesso si ringheranno tutti gli agrumeti d'Italia e dice, avete visto che è una cosa piuttosto comune? Avete visto che è una cosa piuttosto comune? Che lenze da beneficenza, e infatti la Moratta Letizia fa beneficenza, ecco, pensa a quelle che non possono pagare l'affitto, però la Santissima Moratta Letizia, però. Ma questo sotto dice chi è? Riferito al vomitoso vomitevole, naturalmente, dice il nobilacaro. E perché, dice, non si firma Nobili Alberto della DDA di Milano? È in incognito, servizi speciali, segreti, via fate pena fratelli, bruti liberati, rutti alla ruta, eccetera. Sinonimo di bruto, aggettivo, relativo a chi è privo della ragione, animalesco, bestiale, feroce, selvaggio, aggettivo, barbaro, brutale, disumano, inumano, malvagio, spietato, sostantivo maschile, violento, animale, bestia, mostro, stupratore, violentatore, dici, ma allora sono io, vedi, ma che sta di? E beh, si medesima. Ma chi è, dice, questo premier che ha leso il prestigio dell'acaro De Pasquale? Inammissibile! Dice, ma come si fa a ledere il prestigio di un acaro come De Pasquale? Sono qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Son qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Ecco, di si è tradita. Ecco, come un acaro, dice, è lo stesso. Dice, la tragni, dice, nelle prugne è letale. La filacchione nel finocchio è letale. Nobilacaro. Che prima non c'era l'accento, dice, si mette l'accento, altrimenti nobilacaro si legge, no? Nobilacaro, si chiama, dice, nobilacaro, vive a Milano, si propaga sfruttando tutte le strade e i mezzi possibili e immaginabili. Il nobilacaro è un combattente di terra, di mare, dell'aria, di camicie nere della... Sì, quella è un'altra cosa. Una volta, dice, contro gli antipatici si usava l'olio di ricino. Adesso, ecco, i frutti della ricerca. Gli ambientalisti e simili usano queste sicure pesti per l'umanità al loro uso e consumo. Infatti, dice, del nobilacaro sono amici fraterni. In provincia di Milano, dice, sparito il tizio che aveva fotografato
un altro tizio con un piede simile al limone. Ah, veramente? Solo uno? Vabbè, il limone deforme di Terzigno, dice tutto normale, così almeno dicono. Beh, se è normale il nobilacaro, e che dice il nobilacaro? Nobile Alberto, che dice? Dice, solo voglio, e vuole, dice, hai il diritto, l'interrogativo, e il dovere, interrogativo, di spiarti, di riprenderti nudo sotto la doccia e caricare il filmato su YouPorn, di telefonarti e farti gli scherzi telefonici, anche di venire a rubare in casa tua, capito, muso de merda? Dici, è un procuratore, il nobilacaro, è un procuratore di Milano e, ovvio, parla in nome della Repubblica Italiana. Che dire? Che acaro, il CSM, che dice il CSM? È un consiglio superiore della massoneria, della millanteria, della maledizione, quello che è. Dice, sì alla tutela del triennale Pasquale. Dice, il premier ne ha reso il prestigio. Dice, ma questo De Pasquale, nel 27938-04, prima e poi, cerchio. Comunque sia, il CSM tutela i suoi acari, il governo tutela i suoi acari, la questura tutela i suoi acari, si tutelano tutti e tutti assieme attaccano il cittadino. La famiglia che Napolitano e quell'altro lì, quello che ha aperto la conferenza, come cazzo, è Giovanardi, amano così tanto. Sì, dice, via, fate pena fratelli, bruti liberati, napoletani sgomenti e amanti. Italia, Terzigno, limoni mutanti per colpa di un parassita. Il parassita dice arriva da Milano ed è nobile, acaro re. E sorci naturalmente, limoni mutanti a Terzigno, dice disgustosi. Il limone sotto invece è molto gustoso, nobile. Nobile Alberto dice, se la voglio, ho il diritto e il dovere di spiarti, di riprenderti nudo sotto la doccia, eccetera, eccetera. Più nobile di così è un procuratore di Milano e, ovvio, parla in nome della Repubblica Italiana. Che dire? Limone parlante, limone parlante, e si sentono sotto delle voci. Beh, non lo so di che sono. Dice, questo limone parla ancora meglio, forte e chiaro. Chi è questo limone? È il nobilacaro. Io se lo voglio e vuole, ho il diritto e il dovere di spiarti nel nudo sotto la doccia, caricare il filmato su YouPorn, di telefonarti a parte gli scherzi telefonici, anche di venire a rubare in casa tua, capito, muso di merda? In procuratore di Milano, è ovvio, parla in nome della Repubblica Italiana. Pure di Napolitano. Dice, ma Napolitano è il capo della Repubblica, è il capo del CSM, è il capo di tutto, insomma. Beh, che dire? Adesso, dice Napolitano, da a trovare, a tirare su di morale, la gente, che gente? Dice il maltempo là, e lui gli va a tirare su di morale, gli va a dire coraggio, sono sgomento, questo, quell'altro, qualche monito e via. Dice il limone di Terzigno, la piovra travestita da limone. Dice la pomodoro, dentro il pomodoro è letale. Chiudiamo qui. Ma che sta qui?
allerta tutti quanti, arriva la rivoluzione.